Sindaco, Sabrina, Dorigo Matteo, Guglielmini Pierino, Russo Francesco Giuseppe, Antelmo Luca, Pellegrini Lorenzo, Giusto Alessandra, Marchesano Rocco, Moncoluzzo Fabrizio, Tomò Fabrizio, Minoia Giovanni Italiano, Zanon Antonio, Giro Marco, Borino Alessandro, Fabio Marco, Comicio Giovanni Valente. Disegno di scrutatore nelle persone di Guglielmini, Portoluzzo e Giro Marco. Procediamo adesso con le comunicazioni del sindaco. Prego, sindaco. Grazie Presidente. Allora, una breve comunicazione. Il 7 settembre sono stati approvati due decreti legislativi, rispettivamente il 155 e il 156, che hanno inciso sul nostro territorio. Il Parlamento, sostanzialmente nell'ambito di una riforma di riorganizzazione degli uffici giudiziari, ha decretato la soppressione del Tribunale dell'Ordinario di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, per quanto ci riguarda, Portogruaro che è il tribunale fondamentale competente anche in relazione al territorio di Caule, e ha di fatto accorpato il mandamento di Portogruaro sotto la circoscrizione del Tribunale Ordinario di Pordenone, per cui diversamente dal Tribunale di San Marino di Piave, dal Tribunale di Dolo e dal Tribunale di Chioggia, che sono stati accorpati al Tribunale Ordinario di Venezia, per quanto riguarda automaticamente quindi anche Caule, la circoscrizione oggi appartiene al Tribunale Ordinario di Pordenone, oltre d'appello di Trieste per quanto riguarda il distretto di Corte d'Appello. La normativa prenderà efficacia fra un anno circa. Il decreto 156 invece riguarda sempre la riorganizzazione degli uffici giudiziari, ma per quanto riguarda quelli del giudice di pace. Anche in questo caso il Parlamento ha soppresso il giudice di pace di Portogruaro e ha accorpato nel nostro territorio il giudice di pace di Pordenone. È prevista tuttavia entro 6 mesi, se non erro, che i comuni
erano già titolari del giudice di pace, quindi per noi Portogruaro, possano in proprio oppure attraverso unioni di comuni, quindi estendendo un accordo con il comune di Caore piuttosto che il comune di San Stino, chiedere al Ministero di poter tenere a Portogruaro comunque una sezione distaccata del giudice di pace, che diventerebbe sezione distaccata del giudice di pace di Pordenone. Adesso questo non so se sarà un'iniziativa che il comune di Portogruaro come comune ornamentale si assumerà. Secondo il testo di legge entrato in vigore, il decreto legislativo entrato in vigore l'8 di settembre, adesso inizieremo insomma a valutare eventualmente questa posizione, questa opportunità. Va anche detto che nell'ambito di questa riorganizzazione, se si deciderà di tenere in vita una sezione distaccata del giudice di pace a Portogruaro, ma come giudice di pace distaccato di Pordenone, i comuni dovranno collarsi tutti i costi, per cui a carico del Ministero rimarrà sostanzialmente il costo del magistrato titolare, del magistrato eventualmente onorario, ma tutti gli altri costi, compresi il personale amministrativo, dovranno essere accollati da parte del comune che chiede di istituire la sezione distaccata. Grazie. Ci sono delle interpellanze? Prego, sul Pordenone. Un benvenuto a Giovanni Pinoia, che lo vediamo qui dopo 20 studi di conosciuta e tanti auguri. La prima interpellanza che il nostro gruppo voleva fare come oggetto è slot machine, la prevenzione della ludopatia nei giovani. Avevamo dato questa interpellanza da tempo, poi ci siamo fermati perché Giovanni Monti aveva detto che le slot machine sarebbero state per legge permesse solo a 500 metri dalle scuole, chiese, luoghi cosiddetti sensibili. Una settimana dopo però 200 metri sono diventati 200. Dopo un'altra settimana, infine, i 200 metri sono spariti e di questa legge non se ne fa. Fatto sta che il problema rimane. Pochi anni fa le comunità cattoliche di Caore organizzarono una grande fiaccolata contro la droga, al fine di sensibilizzare la popolazione e le istituzioni pubbliche su un problema che allora si riteneva dilagante nella nostra città e nel territorio delle dipendenze. Questo per portare alla luce, oltre della droga e dell'abuso di alcol, anche il fenomeno del gioco d'azzardo. Fenomeni di cui tutti sono a conoscenza, ma dei quali si parla troppo poco e ormai stanno diffondendosi mazza cose. Fenomeni che trovano terreno favorevole quando non si attivano progetti efficaci per contrastarne l'espansione. L'iniziativa nacque un dibattito nel quale emerse l'opinione che tali fenomeni si sarebbero dovuti combattere anche con regolamenti comunali e divieti urbanistici. Naturalmente l'amministrazione precedente, presa l'elaborazione del fatto, trovò poco tempo e disponibilità nel raccogliere tali indicazioni. Passano gli anni, parole restano al vento. Da oggi constatiamo che anche nel nostro territorio comunale si è verificata una specie di onda anomala, non tsunami, macchinette spuntate un po' ovunque, nei bar, nei ristoranti, nelle ore degli alberghi, nelle stazioni, nelle edicole, concentrate anche nelle sale giochi, che come tutti sappiamo sono queste ultime luoghi frequentati maggiormente dai minorenni. Il fenomeno purtroppo non riguarda solo Caore, ma oramai è diffuso su tutto il territorio nazionale. Parla di 386.000 slot. Sono comuni, nel Pavia per esempio, dove la spesa pro capo da 2.433 euro a residente per anno. I sindaci, a differenza di quello di Caore, hanno cercato di alzare una sigla al fenomeno, attuando regolamenti anti-slot. Citiamo alcuni. A Pavia sussisteva il divieto di mettere le slot nei luoghi frequentati dai minori, perché le cosiddette sale slot devono distare a non meno di 500 metri dai cosiddetti luoghi sensibili, asili, scuole, ospedali, eccetera.
momento le slot funzionano solo previo inserimento della tessera sanitaria, nel monitorare che la passione per il gioco non diventi una ludopatia, e le slot erano giocate a 500 metri dai luoghi sempre cosiddetti sensibili. Firenze sussiste il divieto di mettere slot nei locali di proprietà pubblica. A Vicenza sono state vietate le pubblicità di sale gioco messe. A Venezia è lo studio della Giunta un regolamento o ordinanza comunale molto simile a quella adottata. L'inserimento della scheda sanitaria. Noi, come civica di cambiamento, avevamo in programma di realizzare un regolamento che andava in tal senso. Il Giro di Trento potrebbe essere una buona base di partenza, visto anche chi va in Italia cita la causa Euromatic contro la provincia di Trento, stanno dando sempre più forza a tali regolamenti, ritenendo preminente l'interesse pubblico rispetto a quello privato. Chiediamo dunque all'amministrazione comunale se è a conoscenza del numero complessivo delle slot massive presenti nel territorio comunale, è a conoscenza del numero di cittadini affetti da ludopatia, cioè della dipendenza da gioco, è posto in essere dei presidi di assistenza per questo tipo di pazienti, se è a conoscenza delle entità a causa dell'impatto delle slot sui giovani, soprattutto in età scolare. Chiediamo dunque all'amministrazione comunale se intende disciplinare il fenomeno, basta, se possiede una propria ulteriore strategia. Chiediamo inoltre se l'amministrazione comunale ha un progetto di educazione per i giovani e di prevenzione in merito al gioco d'azzardo. In definitiva, tutta la stima, simpatia, per non dire l'affetto nei confronti dell'assessore delle politiche giovanili, vi chiediamo, assessore, lei. Lanza sugli orari di apertura del cancello comunale presso la nuova sede della Torino. Quale orario di apertura pubblico della biblioteca comunale si ripartisce tra le mattine, lunedì e sabato dalle 9:30 invece mattina, e pomeriggi con orario continuato, martedì, mercoledì e giovedì fino alle 18. La ripartizione poco si confà con le esigenze dei ragazzi delle scuole superiori e degli studenti universitari, poiché tenendo conto che i primi della mattina sono frequentanti i loro istituti, a volte provenienti pomeridiani, i secondi dei pomeriggi infrasettimanali si trovano nelle città universitarie, si pesa la quasi totale inaccessibilità del servizio alle sopravvette. In particolare gli studenti universitari immediatamente partono per la città di destinazione lunedì, in qualche aule chi nella giornata di giovedì sera, chi venerdì mattina. Ci si rende conto che trovando venerdì pomeriggio, lunedì pomeriggio, la biblioteca chiusa, non possono usufruire del servizio in maniera ottimale, in modo da utilizzare un'aula studio senza dare particolari disturbi, carichi di lavoro e personale di servizio. Per quanto concerne gli studenti delle scuole superiori, è palese che a questi la biblioteca serve di più aperta il pomeriggio che la mattina. Anche la gestione degli orari desta perplessità. Non si comprende perché la struttura non possa aprire alle 8:30 o al massimo alle 9, anziché alle 3:30, e poi chiudere alle 13:30 e alle 12:30, con le totalità dei pubblici uffici. L'orario continuato, previsto nel giorno di apertura pomeridiana, appare inutile, quanto la maggior parte degli studenti torna nelle proprie dimore e pranzano. La struttura rimane con più personale che utenti. Se si prende in considerazione il fatto che questi dovrebbero essere i principali utenti, si accorge di quanto ciò sia un evidente problema. Dal nostro punto di vista, la biblioteca comunale dovrebbe essere aperta con un orario diverso, preso atto che la vecchia sede del servizio veniva aperto al pubblico con orario spezzato nel pomeriggio, per il pomeriggio compreso, era un più alto numero di fruitori, anche per turisti. Oggi alle statistiche del personale, gli studenti universitari non risultano come fruitori attivi, in quanto si servono in biblioteca solo come aula studio e con materiale proprio. Tuttavia, dopo alcuni eccessi di alcuni mostralisti, abbiamo realizzato che la struttura era più frequentata in passato su queste categorie che in questo ultimo periodo. L'idea di tale interpellanza nasce dal sollecito di alcuni di questi studenti dalle scuole superiori dell'università.
biblioteca civica di Santa Maria di Viale rimane aperta tutti i giorni dalle 9 alle 12:30, dalle 14:30 alle 19. Giorno domenica, lunedì mattina. Lunedì esolo tutti i giorni dalle 8:30 alle 20 con orario continuato. Giorno domenica, sabato pomeriggio. Quadro di sessione di cause. Tuttavia vi sono delle sale studio padronali che rimangono aperte da lunedì al sabato. Orario continuato dalle 8 alle 19. Si propone che la biblioteca di Carle abbia il seguente orario: lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12:30, dalle 14:30 alle ore 19, chiusura domenica e sabato pomeriggio. In alternativa si propone il ritorno al vecchio orario di ore nella vecchia sede. Sentire risposta ex articolo 16 del regolamento del Consiglio Comunale e servizio del consigliato. In caso di mancato accoglimento della nostra proposta si chiede al sindaco come ritenga opportuno il giorno della problematica. Sono altre interpellanze? Capogruppo per l'opera? Signor Sindaco, colleghi, l'ANSA come oggetto hanno un'immagine voletta verde nei confronti del turismo. Questa mia interpellanza nasce dalla lettura dei giornali della vigilia di Ferragosto, dove, secondo Voletta Verde, in funzione del fiume di Venza sarebbe stata altamente inquinata dai bacilli, addirittura con una concentrazione 100 volte superiore dell'acqua. Da questo riscontro è derivato sui giornali del periodo ferragostano, anche nei media televisivi, tutta una serie di considerazioni aventi come fine ultimo la bocciatura male del suo del suo. Devo dire, come cittadino di Caorle e consigliere comunale, mi sono sentito veramente colpito, anche offeso, e mi spinge a sottoporre a tutti voi alcune considerazioni. Come pensate possono trovarsi i corsi d'acqua dopo mesi di siccità per mezzo di un'estate arida dove un quarto dei raccolti del Veneto sono stati distrutti tanto da fare richiesta da parte del Presidente Zaia la metà? Avrebbe avuto un senso logico, prima che statistico, aver prodotto i dati della situazione delle acque, con rilievi eseguiti magari tutte le settimane, in un periodo adeguato, per esempio un anno, adeguato dal punto di vista scalando la concomitanza con i fenomeni atmosferici, venti, la temperatura, la pressione, il moto ondoso, avrebbe poi un vero senso statistico, soprattutto di serietà scientifica, confrontare i dati ottenuti anno per anno in modo da poter esprimere dei valori numerici sulla presenza di batterie nel fosse di Venezia come di tutti gli altri. Mi chiedo e vi chiedo se un giallo dato come quello della pericolosità delle acque di Caorle, oppure corretto dal punto di vista scientifico, tutto soggettivo, non riscontrabile attraverso controlli incrociati, il 12 agosto, nel mezzo di una stagione turistica talmente in quei giorni riscontrava una diminuzione di presenza del 20%, si possa configurare come un preoccupato allarme, in definitiva un danno oltre che materiale anche morale e di immagine per la nostra città. Chiedo all'amministrazione comunale se ritiene ci siano gli estremi per una denuncia di danni alle persone della Voletta Verde. Responsabili di tutto questo, preghiamo di rispondere il Consiglio Comunale secondo l'articolo usuale. Ci sono altre interpellanze? Procediamo col primo argomento all'ordine del giorno. Diamo lo spazio alle interpellanze, la prima presentata dal capogruppo Ricano, regolamento per l'allestimento e l'esercizio di cantieri edili. Se vuol dare in lettura, capogruppo Ricano, lo posso dire il giro, prego. L'assessore preso, prego. Ti do la lettura dell'interpellanza presentata dal consigliere Marco Giro. La presente interpellanza per attirare l'attenzione dell'amministrazione su quanto accaduto presso il cantiere per la riqualificazione di Piazzale Colombo. Riteniamo che non sia possibile, in base a tutti i regolamenti di cui il Comune è dotato, assistere a fatti di così grave entità. Nonostante tutte le segnalazioni che ci risulta essere giunte all'amministrazione e alle forze dell'ordine, nulla sia stato fatto per permettere che i lavori venissero eseguiti nel rispetto dei regolamenti vigenti e delle norme di sicurezza che riguardano i cantieri edili.
Ma questa interpellanza non vuole essere contro l'imprenditore che, malgrado si è trovato nella necessità di dover completare i lavori oltre i termini che egli stesso aveva previsto, come è successo a tanti altri nel passato e che sicuramente succederà in futuro, ammesso che ci siano ancora imprenditori che abbiano il coraggio di investire nell'edilizia. Ma vuole porre l'attenzione su un regolamento che così com'è è insensato. Da un lato permette l'apertura dei cantieri edili ritenuta di pubblica utilità, come è successo per la Battile, il municipio, eccetera, causando disturbo ai turisti e alle attività quando non vi erano scadenze stagionali alla loro consegna. D'altra parte impedisce agli imprenditori che hanno operato interventi con la necessità di aprire per la stagione, anche se non durata, possano farlo nel rispetto delle norme di sicurezza, con la chiusura temporanea di strade o contatto necessita per la sicurezza. Chiediamo pertanto che il regolamento venga rivisto per andare incontro agli imprenditori che operano nel settore turistico. Chiediamo inoltre che venga valutata l'opportunità di approvare dei protocolli d'intesa affinché anche dal punto di vista burocratico, in particolare dei sistemi urbanistici e o edilizi, vi sia la possibilità di sentire tali pratiche per permettere agli operatori di aprire per la stagione estiva nel rispetto delle molteplici leggi e regolamenti che normano il settore. Allora, a risposta dell'interpellanza relativa al regolamento per l'allestimento e l'esercizio dei cantieri edili, presentata dal Giunta Consigliare Civica per il Cambiamento, si informa che l'attuale regolamento comunale è frutto di una serie di precedenti stesure del testo e di diversi incontri svoltisi tra le categorie operanti nel settore. Tengo a precisare l'ANCI di Venezia e le associazioni dei commercianti e degli allevatori. Il primo testo approvato del regolamento risale all'anno 2000 con la delibera numero 25, poi nell'anno 2001 con delibera numero 20 e successiva numero 33. Infine nell'anno 2005 con deliberazione del Consiglio Comunale numero 28. Tutte le precedenti edizioni del regolamento comportavano maggiori restrizioni e penalizzazioni per gli imprenditori edili. Solo l'attuale edizione comporta il blocco totale dei cantieri nella fascia costiera per i 2 mesi, luglio e agosto, e per prima anche il mese di giugno comportava il divieto assoluto di eseguire opere private. Non pare a questa amministrazione quindi l'opportunità di variare un equilibrio ormai già consolidato da 7 anni, equilibrio che soddisfa gli interessi e le richieste sia degli operatori del turismo che degli edili. Per quanto concerne i cantieri Marina Verde, la riqualificazione del piazzale Colombo, non è vero che questa amministrazione nulla ha fatto. Alle attività di cantiere sono state concesse alcune deroghe agli orari ed è stata concessa anche una proroga a tutto il 6 luglio 2012, quindi di soli 5 giorni, escludendo la domenica che era il 1 luglio, al fine appunto di poter chiudere e completare alcune opere imminenti per il rilascio dell'agibilità. Allo scadere di tale termine, proprio per il rispetto del regolamento vigente, il comando di polizia locale ha accertato una violazione in quanto il cantiere era parzialmente operante alla data del 7 luglio 2012 e ha provveduto alla relativa sanzione. L'ufficio tecnico, dopo aver espletato tutta l'attuale procedura di notifiche, ha ordinato la chiusura del cantiere nella parte non ultimata. Ci sono interventi? Procediamo a dare risposta alla seconda interpellanza presentata dal gruppo consigliare Civica per il Cambiamento Antonio Danò. Nuovo piano generale del traffico urbano, soluzione problematica parcheggi, introduzione della sosta riservata ai residenti, zone residenti per la sosta limitata e gratuita, articolo 567 e 39 codice della strada, nuova disciplina sosta camper, legge regionale 31 dell'84. Relazione al direttore Felix. Grazie Presidente, sì, anche di questa do lettura completa oppure come volete, perché avete fatta abbastanza lunga e corposa direi. Se avete gli argomenti, sì, prego. Penso che sia una consuetudine consolidata quella di non rileggere completamente l'interpellanza, ma nella risposta tenendo conto di tutti i salienti, penso che sia esauriente. Sì, se per lei va bene capogruppo facciamo gli atti, i quesiti poi
posti e le do la risposta. Do lettura dei quesiti, ecco, così capiamo un attimo. In risposta all'interpellanza dei consiglieri comunali di Vista Civica per il Cambiamento in ordine al nuovo piano generale del traffico, soluzione problematica parcheggi, introduzione della sosta riservata ai residenti e nuova disciplina sosta camper, in ordine ai punti proposti. Adozione del nuovo piano generale del traffico urbano. Il piano generale del traffico non è mai stato adottato e approvato nelle consuete procedure di variante al PNG, impiegato come uno strumento di rigore urbanistico. Nell'anno 2005 sono stati compiuti alcuni studi ed analisi dei flussi di traffico del capoluogo ed è stata redata una bozza non definitiva, la quale è stata presentata al Consiglio Comunale di allora. Bozza che poi, date le difficoltà del nostro territorio, l'attuale conformazione varia e le ridotte sezioni stradali esistenti non consentirono una completa attuazione del piano. Tale sospensione dell'attuazione del piano è stata dettata anche dallo sviluppo urbanistico delle varie aree del capoluogo. È comunque intenzione di questa amministrazione di valutare l'opportunità di rivedere quanto finora esibito e, se del caso, adottare quanto. Naturalmente il tutto è dettato dai vari interventi che sono stati fatti nel capoluogo, soprattutto fatti pensare all'ex castello, quindi la modifica continua. Aspettiamo un attimo per vedere di poter preparare la stesura di un documento che sia completo, tenendo conto dell'evoluzione continua della conformità urbanistica del territorio. 2. Individuazione e creazione di zone residenti per la sosta illimitata e gratuita attraverso le linee gialle R residenti nelle vie ove non sussistono attività commerciali. L'articolo 7, comma 11 del Codice della strada, infatti, prevede in alcune particolari zone e in alcune particolari esigenze la possibilità di parcheggiare veicoli privati dei soli residenti a titolo gratuito o oneroso. Anche in questo caso, data la conformazione e la rete viaria della nostra cittadina, risulta difficile stabilire quale area ciò sia possibile o meno. Nel periodo estivo immaginiamo quale sia la difficoltà della disciplina e del controllo di questa scelta. Comunque è necessario un regolamento comunale per la disciplina e le modalità del rilascio dei permessi. Questa richiesta verrà comunque valutata in sede di rivisitazione del piano urbanistico del traffico. 3. Rilascio gratuito del contrassegno R per il caso precedente, per la risposta che abbiamo dato sempre in attesa appunto del piano. 4. Per coloro che acquistano dalla Causa Patrimonio SRL un abbonamento per la sosta sulle strisce blu che vengano ricomprese anche la sosta nel partito multipiano di Viale dei Tropici e dei due parcheggi interrati del centro storico, quindi ci riferiamo alla partita e quello del municipio. Bisogna innanzitutto distinguere le proprietà e gli introiti di parcheggio in questione. Il parcheggio multipiano e il parcheggio interrato partire sono di competenza della Causa Patrimonio, mentre i parcheggi sulle linee blu e il parcheggio interrato del municipio sono di competenza dell'amministrazione comunale. Pertanto non risulta semplice che un abbonamento possa essere utilizzato per ambedue e per più parcheggi. Tuttavia, questa amministrazione si riserva di valutare con precise cognizioni di causa e in maniera più approfondita la questione, anche se per quanto concerne il parcheggio multipiano della Causa Patrimonio potrebbe avvenire dal 1 ottobre al 30 aprile. In alternativa può essere un abbonamento a prezzo ridotto, ad esempio come il municipio di 100 euro mensili. Per quanto concerne i parcheggi interrati della partita e del municipio, se si usa lo stesso abbonamento delle linee blu, questi parcheggi verrebbero occupati permanentemente dai titolari di abbonamento, rendendoli di fatto inutilizzabili da parte degli altri utenti, con conseguente riduzione della fruibilità del centro storico e dei cittadini che si recano in comune. La penultima richiesta che avevate fatto era per quanto riguardava camper e caravan, sosta consentita solo in aree attrezzate. In relazione al problema segnalato va precisato che la sosta di tali veicoli, ove consentita, non costituisce campeggio o attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettendo deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupano la sede stradale in misura eccedente l'ingombro dell'autoveicolo medesimo. Questo dettato dal Codice della strada all'articolo 182 del secondo comma.
Premesso quanto sopra, sono da considerarsi legittime le eventuali ordinanze che volessero in qualche modo limitare il transito e la sosta degli autocaravan e delle auto con caravan, in assenza di reali giustificati motivi. L'eventuale realizzazione di aree attrezzate sul territorio destinate a dei veicoli non giustificherebbero in ogni caso l'adozione di provvedimenti generalizzati di divieto di transito e sosta. I Ministeri dei Trasporti e quello dell'Interno in più occasioni con proprie circolari hanno ribadito la illegittimità dei provvedimenti limitativi del transito e della sosta delle sole autocaravan e auto con caravan. A carattere puramente semplificativo c'è una circolare che comunque la potete vedere tranquillamente, la numero 277 del 14 maggio 2008. L'ultimo punto era quello di adibire durante il periodo invernale il campeggio comunale di Santa Margherita ad area attrezzata camper. La proposta può essere positiva se l'area avesse una destinazione urbanistica compatibile con la sosta e i parcheggi. Attualmente l'area è zona est da utilizzare come campeggio. Tale destinazione è ammissibile solo a campeggio e non sosta di caravan o camper perché il campeggio è ubicato da tempo immemorabile. Solo questa possibilità mantiene ora l'area per quell'uso e solo per quello. Se viene meno il campeggio con tutte le sue funzioni, la destinazione viene meno. Il fatto infatti prevede in quell'area la definitiva destinazione a campeggio, conformando l'attuale indirizzo. Grazie all'assessore delle risposte che ci ha dato, che così mi permetto di dire 2 o 3 cose, di alcune idee che sono emerse nella sua lettura. Cioè, la prima è che tutti ci rendiamo conto, credo anche la maggioranza, che ci sia la necessità di formulare un piano del traffico. Non si deve, alla luce dei passaggi politici che sono stati e quelli per il futuro. La seconda cosa un po' singolare è che sì, è un po' strano che in una città per quanto grande, con di problematiche notevole, la gestione dei parcheggi sia destinata a 2 enti che alla fine sono presentati dallo stesso proprietario che è il comune di Tavola. Quindi direi che certe cose non si possono risolvere perché una parte del proprietario del patrimoniale e un'altra gestione del comune, credo che potrebbe anche valutare se è il caso di superare questa situazione. Terza cosa che riguarda la zona camper, mi permette di dire che l'idea di portare il camper nel campeggio di Porto Santa Margherita è nata dal fatto che durante l'inverno quella zona è altamente dimenticata un po' dalla vita e dalle attività, per cui potrebbe essere un'idea quella di sistemare camper all'interno del campeggio comunale. Però questo mi permette anche di dire, sempre alla luce di quella delibera che è stata fatta in comune, che ci aveva visto persino con un po' di polemica riguardo del parcheggio all'ingresso di Capra, del parcheggio scambiatore. Per sempre detto che quello doveva essere un po' un biglietto da visita per il paese, doveva essere una cosa progettata anche in un certo modo, dove ci fosse una molteplicità di servizi utili per il turista, che arrivato a Cavolo poteva trovare delle informazioni anche alle stazioni di servizio, la possibilità di poter fare le scelte curate. Io mi chiedo se non sia il caso di pensare in quella zona la possibilità magari di programmare, progettare l'inserimento della zona anche per i campi, magari durante il periodo invernale. Volevo solo dare, per quanto riguarda appunto il discorso di parcheggi, prima faceva la distinzione Cavour, patrimonio e amministrazione comunale. È ovvio che cambiando comunque sempre in continuazione la normativa, anche noi ci dobbiamo adattare a quelli che sono gli affidamenti diretti e affidamenti in house. Per quanto riguarda la sua proposta del campeggio Santa Margherita, ho detto per me non è una proposta da poter bocciare, da vedere comunque di fare i conti alla fine con la cassa, perché per quanto riguarda, come dice lei, di aprirlo tutto l'anno comporta anche una spesa, quindi poter fare una guardiania, un servizio di controllo.
Sul fatto, l'ultimo punto che ha toccato il parcheggio scambiatore, che comunque risponderò nell'interpellanza successiva, le assicuro che anche noi vedevamo in questo ultimo periodo progetti e soprattutto la fase di ultimazione, quello che poteva essere una destinazione, oltre che ai parcheggi, che sia proprio quella famosa cartolina di benvenuto per il turista che abbia tutte le informazioni, che possa anche trovare dei punti non solo per parcheggio, ma ci saranno anche altre proposte. Grazie. Capogruppo Bonin, prego. Grazie Presidente. Mi associo al benvenuto, bentornato a Gianni Minoia in questo Consiglio Comunale. L'intervento era per allacciarmi a quella che era l'interpellanza formulata dalla lista civica Zanò in riferimento alla delimitazione quindi degli stalli per riservarli a residenti. Non ho ben capito se nel dare la risposta l'assessore individuava la possibilità di provvedere in tal senso o meno. Assessore Teso, prego. Si riferisce ai parcheggi per i residenti, perché comunque, allora, la rileggo un secondo. L'articolo 7 del comma 11 del codice della strada infatti prevede in alcune particolari zone e per alcune particolari esigenze la possibilità di parcheggiare veicoli privati solo i residenti a titolo gratuito ed oneroso. Anche in questo caso, data la conformazione che la rete viaria della nostra cittadina, risulta difficile stabilire in quali aree ciò sia possibile o meno. Nel periodo estivo immaginiamo quale sia la difficoltà della disciplina del controllo di quella scelta. Comunque è necessario un regolamento comunale per la disciplina e le modalità di rilascio dei permessi. Questa richiesta verrà comunque valutata in sede di rivisitazione del piano urbano del traffico. Poi, se si riferisce a dei parcheggi esclusivi per i residenti, stiamo comunque come amministrazione valutando in questi giorni il fatto di poter dare degli abbonamenti per il periodo invernale che si possa usufruire anche del parcheggio del comune, e comunque verranno stabiliti sia i costi e anche il periodo di tempo. Capogruppo Bonin, prego. Grazie Presidente. Quindi, come capito, la questione a essere oggetto di un futuro regolamento e comunque di inserimento nell'ambito della revisione del QA, giusto? Sì, scusate. La questione però io la ponevo anche perché mi ricordo a suo tempo fu già trattata in sede di giunta, e in sede di giunta la questione addirittura posso probabilmente nel segno dell'interesse degli amministratori di allora, che ne occupò come dire, di lavori per ben 3 giunte. E purtroppo però non ne partorì un provvedimento che raccogliesse quelle che erano le indicazioni come del sottoscritto, ma anche almeno di un altro assessore che mi guarda negli occhi, l'assessore Antelmo, laddove si chiedeva ad esempio di circoscrivere, o meglio di identificare questi stalli da destinare al parcheggio dei residenti, quantomeno con riferimento a Salita dei Fiori. Questa era un'opzione che veniva suggerita e proposta utilizzando quella che era l'approvazione degli altri stalli riservati a determinate categorie di utenti, dotandoli i veicoli di contrassegno. All'epoca ci fu risposto che non era possibile, ma allora io all'epoca già segnalai come non era possibile a Caule, mentre era possibile in altre realtà. Siamo ad esempio alle città dove ci sono centri storici, senza andare tanto lontano, io ho ben presente la realtà di Padova, dove ciò è normalmente previsto e consentito. Ora l'auspicio è che, trattando l'argomento in questa sede, si voglia andare incontro alle esigenze dei residenti e almeno sotto il profilo della revisione del piano del PUT, il piano urbano dei trasporti, questo sia del traffico sia oggetto di
revisione e di inserimento. E diversamente continueremo ad essere una realtà anomala rispetto ad un generale sistema di previsione di questo tipo di realizzazione di stalli riservati ai residenti. L'altra questione che sempre si riallaccia all'interpellanza è che di recente è stata rivista la ZTL del centro storico e quindi anche il piano urbano del traffico, e faccio riferimento in particolare ad un'altra anomalia che mi permetto di segnalare, sempre cogliendo l'occasione dell'interpellanza alla quale è stata data risposta, ed è quella del campo Trino Bottani, che rappresenta un'anomalia rispetto al centro storico, perché il campo Trino Bottani, che è inserito nel centro storico, è però delimitato rispetto al Rio Terrà e al ZTL da Calle delle Liburniche, che però è a transito pedonale. Ora, accedere a Campo Trino Bottani con biciclette, perché di fatto oggi il Campo Trino Bottani è dedicato a parcheggio per biciclette in pieno centro storico, passando attraverso un'area destinata al transito pedonale esclusivo, mi pare anomalo, come invece è stato correttamente individuato un ambito ad accesso pedonale esclusivo, quello della nuova piazza Mercato. Ora, sarebbe più opportuno, consono e decoroso, sempre nel suggerimento che ho fatto prima all'integrazione dello stesso, prevedere che pure il campo Trino Bottani sia restituito al centro storico come area pedonale e non più come ZTL, sia pure attraverso quel piccolo tratto di Calle delle Liburniche che è di là. Grazie. Assessore Teso, prego. Sì, per quanto riguardava la sua prima osservazione, ricordo benissimo anch'io di quali erano state le sue proposte all'epoca in giunta. Lei parlava appunto di dover dividere i parcheggi con delle strisce colorate, quindi identificare, mi ricordo, solo ed esclusivamente per i residenti, che però c'era stata anche materia di discussione più volte portata in giunta, però tal cosa non era possibile. Però mi sembra che in Salita dei Fiori poi fosse stato fatto quel tratto riservato solo abbonati, che poi è ovvio parcheggiano tutti, lì comunque anche il comando provvede a sanzionare. Comunque torno a dire, proprio per la continua evoluzione cercheremo appunto di andare incontro a quella che è l'esigenza di tutti i parcheggi. Sul fatto di Trino Bottani mi permetto, perché comunque credo che lì dietro ci sia anche un'attività che abbia una regolare, questa provvederemo, vedremo di fare tutti gli accertamenti del caso da lei proposto. Grazie. Bene, passiamo ora alla trattazione della terza interpellanza presentata sempre dalla Civica Zanò, piano strategico del turismo. Lascio la parola per questa interpellanza all'assessore Teso. Sì, anche di questa la faremo in collaborazione con l'assessore Russo, perché l'interpellanza era posta su 3 punti. Uno che riguardava appunto quello che riguarda il mio settore, quindi si parlava del parcheggio scambiatore che avevamo già accennato prima, dei bagni pubblici e del parco giochi per i bambini. E poi lascio la parola all'assessore Russo per quanto riguarda il fatto del booking online e tutte le cose che avevate previsto. Allora, si parlava anche delle piste ciclabili. Per quanto concerne il progetto per la realizzazione del secondo accesso a Caude, così chiamato nuovo ponte all'inizio dell'interno, si informa che questo è inserito all'interno del programma di riqualificazione urbanistica, ma sospeso per le note difficoltà economiche. Per quanto concerne invece il parcheggio scambiatore da realizzarsi in Sansonessa, si assicura che sta proseguendo l'iter tecnico amministrativo. È stata approvata definitivamente la variante urbanistica e sono stati presi accordi con la proprietà per la cessione bonaria dell'area. Ora si sta proseguendo con l'elaborazione della via. Per quanto concerne le piste ciclabili, si fa presente che nel corso degli ultimi anni non poche piste ciclabili sono state costruite. Altri percorsi di collegamento con l'entroterra del Giro Olivenza che sono stati
vasti percorsi intermodali, il percorso fluviale dell'Ivenza in accordo con l'amministrazione comunale di Concordia Sagittaria. Altri percorsi sono poi in linea del progetto Gira l'Ivenza in accordo sempre con il comune di capofila praticamente di Portogruaro, ed è stato già sviluppato un progetto generale lungo la direttrice nord-sud che ha coinvolto i comuni di Caorle e Concordia Sagittaria, sempre nell'itinerario Gira l'Ivenza. Venendo ai punti espressi più in dettaglio, si parlava di parco divertimento per i bambini. Questa amministrazione non rileva l'estrema necessità in quanto vi è quello di Santa Margherita, altri in via Volte di Santa Margherita, quello di Piazza Veneto, quello di Corso Giacomo e l'area verde nonché parco del pescatore boscata di oltre 7 ettari. Il Porto Santa Margherita, quello via dei Greci, tutte le aree verdi della zona altanea. In zona verde abbiamo il Parco delle Dune 3,5 ettari e il Parco di via Brasca. In San Giorgio di Livenza il Parco della Grazia Lagra e il Parco di Strada Caomuzzo. In ottava presa l'area del nuovo centro sociale e quella di via Cristallo. Quindi non pare proprio che nel territorio comunale manchino le aree da verde e le aree in cui i bambini si possono divertire senza essere in mezzo al cemento. Per quanto concerne la creazione di aree libere e aree tematiche per i cani, questa amministrazione ha individuato all'interno del Parco del Pescatore un'area idonea. Da non dimenticare che a tutt'oggi esiste un'area esclusivamente a loro destinata che si trova sull'arenile di Frussa. Per le aree sportive e ludiche in spiaggia provvedono i consorzi arenili e pare che queste aree non manchino proprio. Ampia zona si trova in entrambi i settori del capoluogo, Levante e Ponente. Vi sono giochi per beach volley, le bocce, giochi per bambini, fitness e quant'altro. Vi è da dire inoltre che altre aree tematiche per il gioco e per lo sport e lo svago, nonché aree attrezzate per gli animali sono comprese all'interno delle nuove aree demaniali marittime in via di concessione. Per quanto riguarda le toilet pubbliche, i servizi igienici pubblici sono al piano terra di questa sede e nell'area della zona mercato settimanale. Poi ce n'è uno a Porto Santa Margherita che è situato nel piazzale Cortesini. Questi sono aperti tutti i giorni negli orari prefissati. Prima di quest'estate è stata installata la relativa segnaletica. È anche ovvio che non possiamo comunque installare la segnaletica su tutto il centro di Caorle. Questa amministrazione però si impegna tuttavia a indicare questi servizi nelle piantine toponomastiche, pubblicitarie e altre forme di pubblicità. Per quanto concerne gli orari di apertura, questi sono stati valutati e determinati compatibilmente con le risorse economiche che abbiamo a disposizione. Passo la parola all'assessore Russo. Assessore Russo, prego. Grazie Presidente. Volevo collegarmi a questa ultima interpellanza che parlava appunto delle toilette pubbliche e l'effetto di mettere troppi cartelli in un centro storico e luoghi di interesse architettonico come lo è Caorle. C'è una legge che stabilisce quali e come si devono mettere i cartelli, quindi non possiamo mettere cartelli dappertutto perché viene a meno quello che è la bellezza del centro storico. Quindi questo era per collegarmi a quello che ha detto l'assessore Teso. Per quanto riguarda invece l'interpellanza sulla programmazione degli eventi turistici, quest'anno non è stato per niente facile mettere tutti gli elementi, cioè organizzare le manifestazioni, perché siamo partiti da una problematica economica scarsissima. Quindi